ben ritrovati con l'edizione. Smantellata dai carabinieri di Bassano una banda di rapinatori dediti ad assalti e sequestri di persona alla svolta dopo un colpo violento nel Vicentino, le parole del titolare dell'azienda colpita. Scene da Far West tra Ferrara e Rovigo, 4 persone fuggono su un furgone rubato, i carabinieri intercettano il mezzo, nel corso dell'operazione sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Dubbi su punteggio ed abilitazione di bidelli e personale amministrativo provenienti della Campania assunti nelle scuole, accertamenti anche in Veneto, la conferma dell'assessore regionale Donazzan. Via libera nella provincia di Vicenza ad un progetto da 250.000 euro della durata di 2 anni per monitorare lo stato delle falde sotterranee nell'Ovest vicentino. Buste paga sempre più leggere in Veneto, lo rivela un'indagine, peggior crollo nella provincia di Treviso dove gli stipendi hanno perso 253 euro in un anno. Il suo nome da giorni è rimbalzato sui media nazionali, ma lei continua imperterrita il suo lavoro in fabbrica nel veneziano. A 96 anni, nonna Valchiria spiega: sono arrivata a quest'età proprio con il lavoro. È tutta veneta la sonda Talpa in grado di scoprire i segreti del sottosuolo di Marte, scavando fino alla profondità di 100 metri. È stata realizzata dal Centro Studi ed Attività Spaziali dell'Università di Padova. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca: è stata smantellata dai carabinieri di Bassano del Grappa una banda di rapinatori dediti ad assalti e sequestri di persona, la svolta dopo un colpo violento nel Vicentino. Sentiamo. Associazione delinquere finalizzata a sequestro di persona, rapina aggravata e furto aggravato. In manette 5 pericolosi criminali, tutti romeni, autori del colpo da centinaia di migliaia di euro messo a segno il 7 dicembre 2017 alla Seven Gold di Nove. Da qui il nome dell'operazione, Seven Gold. Allora i dipendenti erano stati illegati, rinchiusi in uno sgabuzzino, il magazzino svuotato dai banditi. Loro, di stanza in Lombardia, sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri di Bassano, che da un anno non avevano mollato la presa. Le indagini li hanno portati nell'Interland del capoluogo lombardo, dove grazie a intercettazioni e videoregistrazioni hanno ricostruito il percorso del sodalizio. Recuperato tutto il materiale trafugato alla ditta che si occupa di abbigliamento griffato in un capannone di Arcore, ma non è tutto, perché il quintetto criminale stava pianificando il sequestro di un ricco imprenditore milanese. I loro piani sono stati rovinati dalla tenacia dei militari della città ai piedi del Grappa. Dopo aver raccolto tutti gli elementi che servivano a noi per attribuirgli la responsabilità dei colpi compiuti a Nove, ci siamo accorti anche di questa evenienza. Abbiamo subito messo sotto sicurezza la situazione, ci siamo prodigati ovviamente per la salvaguardia della potenziale vittima e abbiamo rinvenuto addirittura un sistema GPS al di sotto dell'autovettura del soggetto, a inequivocabile segnale della pericolosità di questa banda e della loro estrema professionalità criminale. Cioè per loro erano di stanza nel milanese, in Lombardia più che altro, venivano qua nel classico modo mordi e fuggi? Assolutamente sì, sono professionisti del crimine che individuano obiettivi in tutto il territorio nazionale con ogni probabilità e vanno e colpiscono in pochissimo tempo, segno anche questa organizzazione criminale. Oltre ai 5 di età compresa tra i 28 e i 38 anni comandati da Stefan Sandel, altre 6 persone denunciate in stato di correità. La svolta dunque l'avete sentito dopo il violento assalto a Nove nel Vicentino. Oggi siamo andati a sentire l'imprenditore che venne legato ed imbavagliato. Sentiamo. Come avete vissuto questo anno? Malissimo, sempre con angoscia e guardandoci attorno quando si arriva in fabbrica con il buio, quando sei da solo, nonostante noi abbiamo sempre avuto in questo anno la Guardia Armata all'interno dell'edificio, però è una cosa che non è sicuramente agevole e non dà tanto entusiasmo, ecco, in quel che poi si prosegue del tuo lavoro. Per Dennis Pozza, titolare della Seven Gold di Nove, per i 30 dipendenti è stato un anno da incubo, rivive quei momenti terribili del 7 dicembre 2017. Sono entrati tardo pomeriggio, hanno praticamente preso i 2 ragazzi che stavano lavorando all'interno dell'edificio, li hanno rinchiusi nei bagni,
si sono fatti consegnare le chiavi di un camioncino, hanno divelto il portone, sono entrati con un camion e hanno sottratto i capi. Quanto materiale? Circa 800 capi. Per un valore? Il valore è sugli 800.000 euro. Un colpo su commissione pianificato nei minimi dettagli da questi trasfertisti della criminalità, ne è convinto Danny Spozza. Conoscevano a perfezione tutte le nostre abitudini, sia lavorative che non lavorative, nel senso che loro sapevano la domenica che non era il caso di venire perché magari si passava, vedevi che hanno agito sicuramente informati. Scene da Far West. Nella tarda serata di ieri tra Ferrara e Santa Maria Maddalena in provincia di Rovigo un ladro è fuggito a bordo di un furgone appena rubato. I carabinieri hanno intercettato il mezzo e si sono messi all'inseguimento dei ladri. Nel corso dell'operazione sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Il malvivente ha attraversato il ponte del Po e ad un raggiunto Santa Maria Maddalena con il furgone è andato poi a sbattere contro la cancellata di un'abitazione, ha abbandonato il furgone e poi ha proseguito a piedi la fuga. L'autonomia è l'antidoto, lo sostiene l'assessore regionale all'istruzione Donazzan dopo il caso scoppiato su molti bidelli che avrebbero presentato documentazioni irregolari per essere assunti e scattano quindi i controlli sul personale arrivato dalla Campania. Sentiamo. La Regione Veneto vuole fare chiarezza sui bidelli e il personale amministrativo che lavorano nelle segreterie e provengono dalla Campania. A dirlo l'assessore regionale Donazzan. È il fatto che pare che manchino i titoli di studio, pare che manchino una serie di determinazioni che sono amministrative che sarebbero la ragione per cui una persona venga assunta passando una graduatoria prima di altri. Quindi ci sono delle anomalie, sono state riscontrate dalle scuole e io ho chiesto che si vada fino in fondo a questa vicenda. Donazzan ha già contattato la collega della Regione Campania per dirle che forse è il caso che verifichi anche le condizioni di quelle scuole che danno questi titoli. E certamente, conoscendo la collega, si attiverà, perché il problema è quello della reputazione poi della Campania. Non si può che per alcuni furbastri, perché di questo si potrebbe trattare, poi un'intera regione che insomma già non gode sempre di ottima reputazione ne abbia del danno. L'antidoto, ribadisce l'assessore, è l'autonomia. Con l'autonomia queste cose non dovrebbero più accadere, perché verificheremo i titoli e anche la titolarità di chi li eroga. Dall'altra parte ho suggerito alla collega della Campania come si fa in Veneto, ovvero l'ufficio scolastico regionale, che è il ministero sul territorio, ha una sua commissione di ispezione che verifica queste scuole così chiamate diplomifici che danno in fretta questi titoli. Ecco, qui da noi ci sono le ispezioni che le facciano anche loro. Caso PFAS parte da Vicenza, un ampio progetto di monitoraggio delle falde affinché non si verifichino più pericoli di inquinamento dell'acqua. Mai più un altro caso FAS, è il principio alla base del quale, approvato all'unanimità dal Consiglio Provinciale di Vicenza, parte un progetto da 250.000 euro della durata di 2 anni che coinvolge la più ampia alleanza possibile, una grande coalizione che si mobilita all'insegna del motto prevenire è meglio che curare per monitorare lo stato delle falde sotterranee dell'Ovest vicentino. È un'alleanza ampia che coinvolge la provincia come regia, ma che vede poi impegnati i gestori dell'acqua, quindi Viacque, Acque del Chiampo, Medio Chiampo, il Consorzio Arica, e lo studio sarà effettuato invece dall'Università di Padova, che è la nostra eccellenza. Il progetto, all'avanguardia nel suo genere, si annuncia non solo precisissimo ma anche ad amplissimo raggio, coinvolgendo centinaia di aziende del territorio. Il territorio dell'Ovest vicentino non si caratterizza solo per delle produzioni industriali d'avanguardia, ma si caratterizza anche per l'approvvigionamento idrico di un bacino di utenza molto più grande del territorio stesso. Andiamo dalla zona del Veronese alla zona del Basso Vicentino alla zona della Bassa Padovana. Quindi è innovativo e ambizioso riuscire a garantire una maggiore qualità della risorsa idrica, e questo è un compito dei gestori, attraverso la conoscenza maggiore sulle produzioni industriali.
La Regione ha già raggiunto l'obiettivo FAS 0 intervenendo prontamente con dei filtri negli acquedotti. Ora da un problema, sostengono alla provincia, si può trarre un'opportunità. Vogliamo lavorare in via preventiva per evitare che questo abbia ad accadere in futuro. Come lo facciamo? Si vuole monitorare appunto tutte le sostanze chimiche prodotte dalle nostre aziende in base alla lista di sostanze chimiche che sarà stilata presso le nostre aziende, poi andremo a capire qual è l'impatto che hanno queste sostanze chimiche sulla risorsa idrica. Quello che si vuole fare è quello di prevenire le situazioni problematiche invece che curarle poi in maniera difficoltosa e talvolta impossibile in un momento successivo. Emergenza inquinamento. Rovigo è l'unica città capoluogo del Veneto a non avere adottato l'ordinanza del patto padano. Il sindaco difende la sua posizione ed aggiunge: faremo qualcosa ma nel rispetto di tutti. Sentiamo. Questa è Rovigo. Rovigo è una città di 52.000 abitanti, quindi una città che supera i 30.000 abitanti. Attorno a tutte bellissime comunità che però hanno meno di 30.000 abitanti. La prima città che supera i 30.000 abitanti è Padova, a nord di Rovigo, in linea d'aria saranno 40 km, adesso io non li ho guardati, insomma. Poi abbiamo Ferrara, verso est abbiamo il mare, non ci sono comunità che superano i 30.000 abitanti, verso Verona, non voglio fare un torto agli amici di Legnago, ma credo sia inferiore ai 30.000, sì, e poi abbiamo Verona. Quindi l'inquinamento, quale inquinamento? L'inquinamento c'è, bloccare auto e camioncini non risolve il problema né crea alle famiglie, padri e madri e a chi deve lavorare. Se non bastasse altro, l'autostrada, che non si può fermare, corre a poco più di 1 chilometro dal centro cittadino. Difende la posizione assunta il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin. Gli incontri con le categorie economiche continuano e dopo Natale anche il capoluogo polesano adotterà un provvedimento, ma senza essere di peso ai cittadini, che il sindaco continuano a manifestare solidarietà e preoccupazione. Cercheremo di produrre l'atto migliore che dia risposte che vadano nella direzione di un equilibrio dove nessuno possa lamentarsi, ecco. Buste paga sempre più leggere in Veneto, lo rivela un'indagine sugli stipendi dei dipendenti curata da Job Pricing. Peggiore la provincia di Treviso, dove gli stipendi hanno perso in media 253 euro l'anno. Crollano gli stipendi e la provincia di Treviso si scopre più povera. Nel 2018 le buste paga dei dipendenti si sono ridotte in media di circa 250 euro rispetto all'anno precedente, meno 8%, la riduzione più consistente tra le province venete, che comunque registrano tutte un calo che va dal 2% dei lavoratori di Belluno al 3% di quelli di Padova e Rovigo, al 4% di Verona e Venezia, al 7% di Vicenza, fino appunto all'8% dei lavoratori dipendenti della Marca Trevigiana. Treviso dunque crolla a livello nazionale dalla 27esima alla 35esima posizione, proprio appena sopra la cosiddetta zona di allarme, secondo la classifica di Job Pricing che ha curato l'indagine pubblicata a fine novembre e con dati relativi alla retribuzione annua lorda. Stipendio dei trevigiani che si attesta nel 2018 in media sui 29.036 euro, ben 253 euro in meno rispetto al 2017. Podio delle retribuzioni più alte d'Italia aspetta Milano con oltre 34.000 euro annui di media, seguiti dalla provincia di Monza Brianza 32.000, terzo e quarto posto per Bolzano e Bologna con oltre 31.000 euro. Il nuovo ospedale di Padova oggi, perché l'Unione Europea conosce il progetto ed è disponibile a finanziarlo. Sentiamo. L'Unione Europea è interessata a finanziare il futuro nuovo ospedale di Padova. Lo potrebbe fare attraverso la Banca Europea degli Investimenti, che ha sede in Lussemburgo ed è di proprietà di tutti gli Stati membri della UE. L'Italia detiene il 16% del capitale sociale. Alcuni funzionari della sede romana della BEI hanno incontrato nei giorni scorsi il presidente Zaia, che da tempo è alla ricerca dei prestiti migliori per coprire tutta l'operazione dell'ospedale nuovo e del restauro del Giustinianeo al miglior tasso di interesse sul mercato. In Lussemburgo e a Roma sarebbero già a conoscenza del progetto che riguarda la sanità padovana. Servono almeno 650 milioni più altri 100 o 200 per la ristrutturazione dell'attuale ospedale. La Regione ne ha già in cassa 150.
Qualche settimana fa l'ospedale di Padova è stato inserito nel piano di investimenti dell'INAIL 2019-2020. La Regione ha fatto anche domanda alla Cassa Depositi e Prestiti, ente del Ministero dell'Economia. Ora l'interessamento dell'Europa, del quale il sindaco non si meraviglia. Ma lo sapevo già che il governatore Zaia stava dando da fare in questo senso, non è una novità. Mi ha detto il finanziamento all'ospedale è l'ultimo di problemi, per cui sono tranquillissimo, è bravo, un sacco da fare, io ho piena fiducia in Zaia. La sanità ora fiore all'occhiello di quella veneta è il registro tumori che da fine anno coprirà l'intera popolazione regionale. A Rovigo un convegno è stata l'occasione per fare il punto sui dati e parlare di prevenzione. Conoscere l'incidenza della patologia tumorale e mappare la sua diffusione sul territorio. Dal 2010 il Veneto si è dotato di una struttura fondamentale, il Registro regionale dei tumori, uno strumento di prevenzione, come spiega il suo direttore scientifico Massimo Rugge. Quando si pensa al Registro tumori e la recente legge lo sottolinea, si pensa ad un'organizzazione di registrazione regionale, non è così. Nella maggioranza, direi quasi nella totalità delle regioni italiane, la registrazione dei tumori avviene per provincia, per ospedale, per piccolo nucleo di popolazione. A Rovigo questo strumento di monitoraggio è stato occasione di un confronto nell'ambito di un convegno organizzato dall'ULSS 5 Polesana. Nel territorio polesano ci sono circa 1700 tumori registrati all'anno. Di anno in anno la situazione può cambiare, ma quello è il numero che oramai si è standardizzato. La maggiore incidenza di tumori femminili è quello della mammella e invece quelli maschili il polmone o la prostata, con varie incidenze, ma con purtroppo peso di mortalità molto differente. 16 donne su 100 sono ammalate in Polesine di tumore della mammella. Dallo screening la risposta più efficace per le 3 neoplasie più diffuse. Ce ne sono 3 tipi: lo screening per il tumore della mammella, per la neoplasia del colon retto e per la neoplasia della cervice uterina. Da 10 giorni non si parla d'altro anche a livello nazionale. La nonnina di Stra, che lavora ancora a 96 anni, è diventata famosa. Vediamo. Da giorni è diventata una vera e propria star, tutti la cercano. Il motivo? A 96 anni appena compiuti, ogni giorno, come ha fatto per 85 anni, si reca al lavoro, nel tecchificio di Stra che ha sempre gestito col marito e che ora è passato a uno dei suoi 3 figli, Fabio. Nonna Valchiria è davvero instancabile. Io il lavoro per me è una soddisfazione, non starei a casa per niente perché mi annoierebbe. Insomma, il lavoro per me è salute. Ho cominciato dopo sposata con mio marito, in mezzo alle ragazze, allora facevo anche più di tutto, adesso invece sono solo sui sopratacchi. La mia mansione è quella. Per mezza giornata dunque dà il suo contributo in azienda, poi però non va a riposare. Ho anche la casa da tenere, non è che abbia qualcuno che mi... È per quello che adesso vengo il pomeriggio, perché allora la mattina mi faccio da mangiare, faccio le mie cose e dopo vengo. Non sono capace di stare ferma. Io, anche se sono a casa i giorni di festa, anche i giorni delle vacanze, io ho bisogno che mi muova dalla sedia, non sono capace, mi siedo quel po' tanto per ascoltare qualcosa alla televisione, ma dopo io devo, allora ho una terrazza grande o giù, ho sempre qualcosa da fare, ma perché mi piace fare, ecco, non è che mi sforzo di fare, io faccio tutto volentieri, anche se sono stanca mi siedo un po' e poi via. Un esempio per tutta la famiglia, ma soprattutto una grande gioia. Lei venire qui, già che per noi è una grande soddisfazione potersela vedere tutto il giorno con noi,
Lei si guarda quella creatura che ha avuto modo di portare avanti fino ad ora e fa il suo lavoro e questo lo tiene attiva, parla con le persone, discute con i dipendenti, si mantiene, diciamo, questo è un lavoro mentale che a lei giova tantissimo. E non ha alcuna intenzione di lasciare la sua azienda. Finché Dio mi vuole qui, in Asia, in salute, non smetto. No, non mi sentirei di rimanere a casa, proprio per me è un sacrificio grande. E complimenti davvero a questa signora, ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Ha commosso il web il post di Mauro Corona nel quale lo scrittore bellunese annuncia la morte del suo cane Roci, bastardino dal muso dolce. Dopo 16 anni di avventure per boschi e montagne, il mio migliore amico Roci se n'è andato con discrezione e silenzio, scrive Corona su un social. Garrese sotto al ginocchio, in salita, è sempre stato il più forte dei due, a dimostrazione che tenacia ed amore battono il talento. È tutta veneta la sonda Talpa in grado di scoprire i segreti del sottosuolo di Marte scavando in profondità fino a 100 metri. È stata realizzata dal Centro Studi ed Attività Spaziali dell'Università di Padova. È un piccolo scavatore autonomo in grado di portarsi dietro 1 chilo di attrezzature scientifiche, la Talpa padovana, desiderosa di avventurarsi in un viaggio spaziale destinazione Marte. Il robot è stato collaudato nel 2006 e da allora attende di poter entrare a far parte di una missione marziana. Speranze che sono salite dopo lo spettacolare ammartaggio della sonda InSight, che il 26 novembre ha iniziato il suo lavoro di trasmissione dati. La Talpa è nata all'interno del CISAS, il centro di Ateneo per gli studi e le attività spaziali dell'Università di Padova. Si tratta di un robot collaudato, spiega il direttore del CISAS, Stefano De Bei, che ha enormi vantaggi rispetto a tutti i prototipi realizzati fino ad oggi. Insomma, è pronta per il grande passo la Talpa padovana, che non aspetta altro che essere adattata e aggiornata per future missioni planetarie e in particolare per quelle su Marte. Vi ricordo ora che è tornata la nostra rubrica dedicata ai presepi. Se volete inviarci le immagini oppure segnalarci la vostra creazione, le nostre telecamere verranno nelle vostre case. Lo potete fare chiamandoci oppure inviando filmati alla mail. Dovreste vedere ora il cartello in sovraimpressione con tutti i riferimenti. Ed ora vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata. Subito dopo i TG torna 20:10, ospiti in studio Barry Mason, DJ di Radio Padova, e Giannino Venerandi, titolare della discoteca Odissea. Si parlerà di sicurezza nei locali anche dopo i recenti tragici fatti. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, uno sguardo al meteo. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Il tempo sarà asciutto sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 12 dicembre. Sul Veneto sarà bel tempo, sarà infatti asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperatura in ulteriore calo, con minime tra -3 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 8 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Non cambia di molto la situazione, anche sulla nostra regione il tempo si manterrà buono e anche ampiamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle aree montuose, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Massime oscillanti invece tra 6 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige.
Sarà una splendida giornata, caratterizzata da un tempo asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno praticamente ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra -3 e -1 grado. Le massime invece si attesteranno intorno ai 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.